Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono. Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisogna essere onesti. Ha così dichiarato il segretario della CGIL Scuola Francesco Sinopoli e punta il dito contro il Ministero accusandolo di aver fatto partire in ritardo il confronto sulla questione scuola. Ma non è tutto. C'è anche il problema della scarsità di risorse, che il sindacalista definisce drammatica. E ancora, i dirigenti scolastici sono a caccia di spazi, serve un organico straordinario che al momento non c'è. Nel corso di una conferenza stampa dei sindacati della scuola, Sinopoli si è detto preoccupato di dover tornare alla modalità di didattica a distanza, tenendo conto del fatto che il tempo è sempre meno e le soluzioni per ora non si vedono. Probabilmente alcuni studenti non torneranno subito in classe, ma seguiranno ancora le lezioni online. Noi sindacati, ribadisce ancora, vogliamo che si ritorni a scuola, non vogliamo soluzioni diverse. Abbiamo bisogno di un decreto legge sulla scuola e il governo deve dire con chiarezza che bisogna riaprire la scuola in presenza. Ma la questione è aperta. La ministra Azzolina ha chiesto al Ministero dell'Economia 80.000 nuove assunzioni. Questi sarebbero i posti disponibili per quest'anno, ma delle 53.000 nuove assunzioni autorizzate dal MEF lo scorso anno, meno della metà sono andate a buon fine. Secondo i calcoli fatti dalle parti sociali, gli 1,4 miliardi stanziati sinora dal governo nel decreto rilancio potrebbero coprire i costi per 56.000 docenti per il prossimo anno scolastico, i quali potrebbero garantire circa 30 ore settimanali in più. Per quanto riguarda il personale ATA, invece, con i fondi finora a disposizione, si potrebbero andare ad assumere 16.000 persone. Ma queste non sarebbero ancora abbastanza per garantire tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione previste dal protocollo sanitario della scuola.